Apriamo il nostro centro anch'io in compagnia di questa gentile e giovane signora che si chiama? Rina. Rina, allora provi a leggere un po' questa, va? Non ha bisogno degli occhiali, no? No. Giovane, giustamente. La fonno, per piccola che la sia, la batte il diavolo in furberia. Direi proprio che è vero, eh? Lei è una di quelle? No, anche perché le donne hanno una marcia in più, scusate, ma La retro, no? La sesta, che? una marcia in più. Qual è la marcia in più delle donne? Più di voi uomini. Ma vogliamo buttarla subito così sulla polemica? No, non è una polemica, però è vero, dai. In che cosa la marcia in più? No, ma che in tutto? In tutto, Carlo, in tutto. Mamma mia, qua ragazzi si scappa l'incidente diplomatico, restate con noi che mo iniziamo. Che in tutto? Allora, le donne hanno una marcia in più, soprattutto. Centro anch'io, centro anch'io. Ben ritrovati amici ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Nella sala numero 2 della Pinacoteca Tosio Martinengo potrete ammirare un'opera di Vincenzo Foppa, Madonna col bambino tra i santi Faustino e Giovita. L'opera di oggi è una piccola pala del pittore bresciano Vincenzo Foppa che raffigura la Madonna con il bambino in trono, seduta tra i santi Faustino e Giovita, patroni della città di Brescia. Non si sa quale fosse la sua collocazione più antica, la prima notizia certa che la riguarda risale al 1596, quando fu spostata nella sede della Corporazione dei Mercanti, nell'attuale Corso Mameli. La paletta rispecchia lo stile di Foppa negli ultimi anni della sua attività. Lo spazio rinascimentale è un cubo perfetto illuminato da una luce fredda e ravvivato da ori e damaschi e da alcuni dettagli realistici. Il bordo del tessuto che fa da sfondo è movimentato da impercettibili pieghe e San Giovita solleva un lembo della veste con un gesto non curante. Il motto di oggi è simpatico, è la fonno per piccola che la sia, la batte il diavolo in furberia. Pare che abbiamo incontrato un signore, un professore del dialetto bresciano. È vero, signor? Vabbè, diciamo di sì, no. Ma lo mettiamo alla prova, La fonna, per piccola che la sia, la batte il diavolo in furberia. La donna, per piccola che sia, batte il diavolo in furbizia. Sì. Vero o no? Verissimo, verissimo. Vero, Sì, vero, ecco. vero. Ecco, Quante donne furbe conosce lei? tante, tutte. Battono tutte il diavolo. Ti batto tutto il diavolo. C'era la larga da questa allora. Sì, non c'era la larga. Una è lì che mi sta guardando, ma... La donna, per piccola che sia, batte il diavolo in astuzia. Allarga, Emanuele, allarga. Ma Marina, tu che la conosci, è una che batte il diavolo in astuzia. Beh, gli occhioni sembra un angelo, gli occhioni teneri le fanno sembrare un angelo, però diciamo che è peggio del diavolo. Mara e Chiara, che state facendo qua? Un giretto, Un giretto quanto lungo? merenda, Prende da un sacco di tempo. dalle 3. C'è ancora tempo. Allora Chiara, ai, qua si parla di donne, riguarda voi sto coso. Prova un po', sai leggere. Prova. La femmina, per piccola che la sia, la batte il diavolo in furberia. Sai che è stata brava? Sì, provi anche a tradurlo, va? La donna, per piccola che sia, la batte il diavolo in furbizia. Ehi, tutto giusto hai fatto. Sei una di quelle tu? Io sì, sono una della Valtroncia. Batte il diavolo in furbizia? Può darsi. Ruben da Flero, barista, da quanto tempo Ruben? 2 anni. Va bene Ruben? Benissimo, siamo contenti noi perché sei contento tu. La fonna, per piccolo che la sia, la batte il diavolo in furberia. Cioè? Cioè, Dai che ne conosci, dai, di la donne. femmina, per quanto sia piccola, batte il diavolo in furberia. Non so cosa significhi. Non so cosa significa, c'hai i segni sulla pelle, tu sei fidanzato Ruben. Sì. E com'è la tua fidanzata? Alta o bassa? Basta. Aia, sei messo male. La donna, per piccola che sia, batte il diavolo in furberia. Quindi la donna, come dire, è più o meno furba del diavoletto. È più furba del diavolo.
La fonna per piccola che la sia la batte il diavolo in furberia. Allora è facile, dai. La donna per piccola che sia batte il diavolo in furbizia. Donne, non vale mettere i tacchi, il senso è quello. Grazie, alla prossima.